Il nostro angolo delle eccellenze del territorio oggi ha veramente un argomento meraviglioso, perché parliamo di noci. Noci buone, le noci fanno parte della nostra tradizione, dei nostri gusti meravigliosi, ma vogliamo parlarne con chi di noci se ne intende veramente, che soprattutto ha un prodotto veramente di grande eccellenza. Stiamo parlando di Il Noceto e in rappresentanza del Noceto abbiamo socio e consigliere Lodovico Giustiniani. Benvenuto. Grazie. Allora, ho detto socio perché insomma, Il Noceto, che è veramente una cooperativa che si distingue per la grande qualità del prodotto e anche per la dolcezza del prodotto, perché noi lo stiamo utilizzando in cucina ed è veramente speciale e unico, ma spieghiamo un po' perché è una cooperativa di 14 soci siete. Siamo 14 soci, soprattutto ubicati nella provincia di Treviso, nella provincia di Venezia e anche in alcune province del Friuli Venezia Giulia e fra Pordenone e Udine. È una cooperativa che esiste da tantissimi anni, da più di 30 anni e si occupa di quello che è la trasformazione e soprattutto che vuol dire l'essiccazione, la calibratura e la commercializzazione delle noci che produciamo. Per cui siamo 14 soci che abbiamo aziende agricole e abbiamo una parte dell'azienda agricola dedicata alla coltivazione della noce. Perché un dato molto importante che non tutti sanno, che effettivamente è da quando viene piantata la pianta di noce al primo raccolto passano 7 anni. Quindi c'è un'attenzione, una pazienza, una dedizione a questa coltivazione. Beh, come in molte cose in agricoltura, i ritmi dell'agricoltura sono dei ritmi piuttosto lenti. Effettivamente la noce è una pianta che per andare in piena produzione va in produzione verso il 7º-8º anno, per cui fino a quella data di prodotto ne vediamo ben poco. Però poi è anche vero che è una pianta che dura nel tempo, per cui io dicevo che la nostra cooperativa sono più di 30 anni che esiste e ci sono noceti che sono stati piantati 30 anni fa, per cui è poi una pianta che è in grado di dare raccolti, se coltivata bene, con la giusta attenzione, può dare raccolti per molti anni. Ecco, io volevo porre l'accento proprio su questa attenzione che lei diceva, perché per avere attenzione al raccolto, al benessere delle piante, c'è l'attenzione per un ecosistema intorno, quindi per il terreno, per la qualità, no, del terreno, quindi il vostro è anche un grande impegno. Per un prodotto di qualità bisogna partire dalla base in ottimo stato. Diciamo che all'interno di un'azienda agricola è anche uno degli aspetti che a tutti noi soci è caro, è quello di riuscire a fare comunque impresa, per cui un'attività economica, ma mantenendo anche quella che è la biodiversità del terreno. Sicuramente l'introduzione di un albero da frutto come il noce aiuta a diversificare il terreno e poi è un ottimo habitat per poi tutto quello che può essere l'entomofauna del territorio, perché comunque stiamo parlando anche in alcune zone come il Basso Trevigiano, il Veneziano, dove ormai abbiamo solo coltivazioni normalmente di seminativi o di vigneti, per cui vedere questi impianti arboreti devo dire che anche da un punto di vista paesaggistico sono molto belli. E infatti paesaggistico, poi l'ossigeno, perché comunque è una pianta anche che ha una grande chioma, un grande volume, e anche so che voi siete molto attenti alla sostenibilità, per cui un grande impianto fotovoltaico che va ovviamente ad alimentare tutte le vostre attività. Dove abbiamo il centro di raccolta, uno degli aspetti che cerchiamo di porre attenzione è anche all'utilizzo delle fonti rinnovabili, per cui il sole è una fonte rinnovabile, abbiamo tutta una serie di capannoni, sopra i capannoni abbiamo installato già da diverso tempo quello che è, diciamo, un impianto fotovoltaico, come anche un'attenzione a quello che è il riciclo dell'acqua. Certo. Le nostre noci sono solo lavate con acqua senza additivi e cerchiamo comunque anche il riciclo e l'utilizzo dell'acqua che ultimamente sta diventando, abbiamo visto anche quest'anno, insomma, un bene che non è infinito. Infatti, assolutamente no, ed è importante. Grazie Lodovico Giustiniani, grazie mille. È solo l'inizio di una chiacchierata che faremo con il Noceto per capire che una grande qualità ha bisogno anche di una grande preparazione.